senza pace alcuna. Tutti noi vedemmo la nostra gente morire e piangere. Tutti noi vedemmo, ed io sembrava aver dimenticato le nostre preghiere, le nostre grida. Lenisci quelle carni, lenisci quegli spasmi, lenisci i nostri cuori. Ascolta le nostre grida, Dio, ascoltaci. Non senti che si alzano a te giorno e notte, giorno e notte. E le nostre lacrime si confusero con quelle del cielo e cadendo irrorarono il deserto. I miei occhi hanno visto le sciagure del mio popolo e ho invocato il tuo aiuto. Non lasciarci, non abbandonare i tuoi figli, non concederci all'artiglio del maligno. I miei fratelli sono stati straziati e straziati ancora, sono stati percossi e percossi ancora, sono stati uccisi e uccisi ancora, torturati, villanneggiati, derisi, sfigurati, spezzati e intimoriti. Di loro non è rimasto neppure il ricordo. Tu, Dio, non dimenticarti di noi. Diventa il nostro baluardo, la nostra difesa, la corona per il nostro lutto, la luce per la nostra notte. Alzami quando morirò, tergimi quando piangerò, sanami quando sanguinerò, quando i miei occhi non vedranno più. Tu diventa la mia guida. Quando mi perderò, tu diventa il mio sentiero. Quando mi trafiggeranno, tu diventa il mio scudo. Non togliere mai il tuo sguardo da me. Abbracciami, accudiscimi, rialzami, accompagnami, sostienimi, proteggimi. Non andartene mai, mai, mai. Ho bisogno di te, come la luce, il vento, la pioggia, la carezza, la certezza, la comprensione, la dolcezza, l'amicizia, il perdono, la vita, la vita. Non abbandonarci, Dio, perché senza di te la nostra vita sarà come la croce, sarà come le loro croci. E tu, Dio, consegnami il cielo per aggrapparmi alle tue mani. Abbracciami, accudiscimi, rialzami, accompagnami, sostienimi, proteggimi, non abbandonarmi mai, mai, mai. Non abbandonarci, Dio, perché senza di te la nostra vita sarà come la croce, sarà come le loro
voci. Abbracciami, accudiscimi, rialzami, accompagnami, non abbandonarmi mai, mai! E lei si incamminò per una strada. Mi raccontò poi. Quella strada dove aveva camminato 1000 altre volte e 1000 ancora. Poi ripercorse per capire se fosse stato tutto vero, se così fosse veramente successo, o se il suo cuore giovane avesse confuso i suoni tra i passi di un viandante o l'alito di un soffio di vento. Sarà chiamato Emanuele. Dio è con noi. E l'Onnipotente sarà così vicino da essere tuo figlio. E sarà per tutti gli uomini la luce e la salvezza, fino alla fine del tempo. E ogni uomo in lui troverà il suo destino. Sia fatta la tua volontà, e così deve essere, e così sarà, e nulla più fu come prima. Si girò indietro per guardare se ci fosse ancora traccia o presenza. Nulla fu mai più come quel giorno. Quella strada che 1000 volte percorse non aveva più le parole che la sentì e il calore che provò quell'istante. Nulla più aveva con sé il rumore del suo passo. Poi venne da me per dire a me quelle cose, a me che capisco di legno e nulla più. Prima che fosse notte, un angelo disse a Maria le parole che Dio aveva messo sullo suo labbro. A Betlemme, si diventavano gloria nel cielo e pace sulla terra agli uomini che Dio ama. Ed ad essi si unirono i pastori e i bambini che dormivano sotto la notte di stelle. Il popolo di Dio aspettava il Messia e quella notte le profezie si avverarono e in una stalla del mondo nacque Dio. E di lì partì, senza mai fermarsi, la storia di Gesù di Nazareth, figlio di Dio e bambino, piccolo e bisognoso delle carezze di una mamma. E noi avremmo potuto pensare a un Dio misterioso e grande, ma il suo disegno ha sconvolto i nostri pensieri. Maria, sua madre, capì sotto la croce il senso profondo di ogni segreta sfumatura di quelle cose che udì quando Dio le chiese di far nascere suo figlio. Solo sotto la croce capì l'inizio
salgono dalle nostre vite. Chi verrà a stringerci amorosamente per raccontarci la storia della nostra vita? Come è andata veramente? Come capirla? E come siano state vere le lacrime e le gioie insieme, una a una, perché nulla di esse vada perduta. Stretto troppe mani e troppe lo hanno già lasciato. A chi ha perso qualcuno da amare che aveva i suoi occhi, e che aveva stretto 1000 volte al cuore, e per esso aveva speso istanti e lacrime, non avrebbe dato tutto di sé per la sua vita, ma avesse vero. E gli è parso che il cielo sia stato sordo, cieco o indifferente. Segue con onestà la sua strada, anche se gli altri intorno arricchiscono in ogni modo. A chi usa il denaro per farsi un tesoro in cielo, anche se non ha prestigio in terra. A chi è povero e cerca strade per sopravvivere. A chi è solo ed è alla ricerca di amore. A chi è in pena e vorrebbe solo un po' di pace. Chi è nella menzogna e non vede la verità che libera. A chi è triste e vorrebbe un istante di serenità. Auguri, perché Dio vi abbracci con il suo cielo e vi accarezzi con le sue stelle. E Cristo vi venga a